Accattoni che girano a Castelfranco chiedendo l'elemosina, ma non si limitano a questo, pretendono di ricevere qualche spicciolo diventando molesti e aggressivi, una situazione non più tollerabile soprattutto perché nel mirino di queste persone finiscono per lo più gli anziani. Quello che ci ha preoccupato maggiormente era l'aggressività di taluni che mettevano le mani addosso soprattutto alle donne e di conseguenza per cercare di estorcere qualche denaro evidentemente, però questo comportava anche un timore da parte delle persone coinvolte e toccate da questi personaggi. Sicché bene ha fatto il comando dei carabinieri a intervenire prontamente. L'amministrazione comunale ha così chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e nella mattinata blitz dei carabinieri al mercato cittadino, fermate 8 persone. Si tratta di stranieri dediti all'accattonaggio che sono stati portati in caserma per essere identificati e per controllare se la loro posizione fosse o meno regolare sul territorio nazionale. Speriamo che si possa avere questo servizio anche nel proseguimento dei prossimi mesi, perché a Castelfranco effettivamente c'è una notevole intensità di presenza di queste persone. E intanto ieri sera è stata anche la prima uscita dei vigilantes all'interno delle mura di Castelfranco, che hanno il compito di contrastare caos e ubriachi. Parecchi residenti all'interno del centro venivano a lamentarsi giustamente di rumori in tarda serata, di episodi di, chiamiamola così, cattiva educazione. Infatti ad una certa ora rumori troppo avventi, bicchieri lasciati un po' ovunque all'interno del castello. Così l'amministrazione ha incontrato i titolari dei 3 locali che rimangono aperti la sera ed è stato deciso di attivare il servizio dei vigilantes. Queste persone hanno il compito di girare, di tenere monitorata tutta quanta la zona ed eventualmente di riportare all'ordine se vengono a crearsi situazioni particolari. Il servizio viene finanziato dai titolari dei 3 bar interessati che aprono la fascia serale e notturna.